a tutta von Vargas si sontons a Lausanne con una emissione de radio. Il anno 1946, curz entre la seconda guerra mondiale, han dus collaborators del radio ed un cantador inventau un giuc che doveva collegiare als auditors. Les regles eran semples. In auditura, nin auditur asceva proponer in giavisch per NCC. A quella persona che saveva adampli quel giavisch, asceva proponere la prossima emissione in altra buonovra. Quella emissione si nominava Chaîne de Bonheur, la cadena de fortuna ha inventata. La Chaîne de Bonheur ha giù gran successo e veniva tatlada si in tir mond. 8 anni più tardi, è venu decidiu da moplifare emissioni da Chaîne de Bonheur che deva grandes disgrazias in Svizzera ni a exterior. Quart più tardi, è lui dau la prima emissione alla televisione. Davant 30 anni è diventato, ort quella emissione di radio e televisione, una fondazione che rinne danès per aiut. Uscece la Ciadaina della Fortuna rimassa raps per aiutare in caso di catastrofe in Svizzera e all'esteriore.